sa sparare, che sa impiccare, che ha fatto quel che ha fatto, ok? A quello non me ne frega nessuno. Scusate, ma mi sono una persona che abita a 70 secondi da qua e vivo un cammin qua, non cammin problemi. Non c'è più mia 9.000 euro al mese di stipendio. Altre domande? Stiamo sul tema. Sì, io volevo dare ancora sulla storia che sta fatto dell'Italia. Dunque la Repubblica sono 4 anni che è stato festeggiato i 150 anni della Repubblica. Voglio dire, nel senso che ci hanno messo 46 anni per liberare l'Italia dai stati che c'era sotto l'Austro-Ungarico, sotto le 2 Sicilie, sotto quelle cose lì. E sono finite, come ha detto l'avvocato, sono riusciti nel 1861. Però poi il suo nonno, bisnonno, non so se mi ricordo bene, se abitava a Trieste o Polo, quelle cose lì, l'Austro-Ungarico andava fino a metà Jugoslavia, diciamo, ma l'Italia si è liberata, come è stata repubblica, dal 1866. Tornando all'indipendenza, queste cose, io le ho già dette, ho fatto altre, praticamente non c'è nessuno che ha la bacchetta magica, anzi si doveva vedere prima di questo. E capisco, mi fanno pena anche me le persone che si uccidono questo, ma se manca i soldi, manca tutto, nel senso, chi ci aiuta? Ricordate che gli anni che abbiamo passato noi, dal 1960 al 1910 o 11, non ripasserà più nessuna generazione. Ecco, questo è il fatto. Ci vorranno 20 anni per bene che vada, perché il mondo come si dice, ormai si è mosso tutto di qua di là e ci vuole la pazienza e la serietà e la cultura e come si dice, e mettere in pratica l'esperienza, perché io sono nel sociale e io aiuto il povero bianco, il nero, il marocchino e tutti, anzi è da un po' di tempo che le porto il pane a chi non ce l'ha, non a chi ce l'ha, a chi non ce l'ha, e vedo delle scene che a me mi fanno pena. Il discorso dell'indipendenza, per dire sì, ci vuole anche la coscienza, perché se vi ricordate negli anni passati, democrazia cristiana, questa democrazia cristiana era grande nel Veneto, era la maggiore d'Italia. Se vogliamo dirle, nel 92 Lega, io non ce l'ho con la Lega, perché l'ho votata anch'io, sono stato sul Po, sono stato a Venezia, sono stato a Legnago, ci ho creduto, ma poi ho visto che anche lì non ci siamo più di tanto, mi scusi l'avvocato, io sono nel sociale e capisco le robe, per me sono tutti fratelli e siamo tutti fratelli se uno crede, se uno non crede può pensare come vuole, io non mi arrabbio, io ho la coscienza sicura, ho una certa età, ho sempre fatto del bene, ho fatto l'artigiano e vedevo l'ora anch'io di andare in pensione e non ho anch'io il stipendio di 2.000 euro al mese, le ho da 710 euro al mese. Dunque bisogna stringere, portare pazienza, aiutare chi ha bisogno e speranza. Se volete un'altra cosa politica, in Italia, io da tempo guardo sempre le televisioni, non abbiamo ancora una persona o delle persone che si criticano fra di loro, e questo è quando uno fa qualcosa di bene l'altro dice che non va bene e di fuori quelle cose lì. Scusate, ho scherzato. Il discorso dei 46 anni che ha impiegato l'Italia come si chiama, la Francia per liberare questi staterelli dall'indipendenza, ci sono stati tanti di quei morti che voi non potete. Io ho a casa il libro, adesso ho consegnato una pagina all'avvocato perché veda quali erano gli stati e le indipendenze che c'erano. Praticamente succede queste cose perché l'indipendenza dei stati, oggi come oggi, se non abbiamo altre nazioni che ci aiutano, quelle più potenti, quelle dico anche più serie,
E questo è il discorso, perché io direi sì all'indipendenza se fosse come nell'Ottocento, eravamo sotto gli austriaci, ma noi sotto gli austriaci col carattere e le cose, noi non ci stiamo. Questo è il discorso. Io farei l'indipendenza, voterei domani mattina, faccio un peccato, ve lo dico, domani mattina tutta l'Italia, io voterei il sì dell'indipendenza da Roma in giù. Questo è il discorso, che là devono stare da soli e si aiuta quel pezzo di pane. Questo è il discorso. Però fare il Veneto solo, il Veneto non vai da nessuna parte, ma viene fuori delle cose che non va bene. Ecco, questo è il mio pensiero. Marco, io il voto non lo do, io do no, questo è il discorso. Posso? Sì, posso? Si sente? Ecco. Solo una domanda, io non le chiedo di essere a favore dell'indipendenza. Lei è a favore del fatto che gli altri possano votare? Sì. Grazie. Si può. Sì, una domanda per Morosini. Diciamo che si parlava prima delle varie riforme, diciamo, che ha in mente la sinistra, tra le quali quelle dell'accorpamento delle regioni, no? Scusi. L'accorpamento delle regioni, si parlava appunto del Veneto, Friuli e Trentino. Questo potrebbe costituire un problema per il progetto, diciamo. Il progetto dell'indipendenza? Sì, cioè il fatto di diluire in questo accorpamento qua, o comunque ostacolare, almeno quello che... No, il progetto che abbiamo pensato e predisposto noi è un progetto che parte, come dicevo prima, dalla realtà attuale. La realtà attuale, che è portatrice della rilevante identità storica e dell'esperienza storica della Serenissima, oggi è ristretta al Veneto. Però non è escluso che una volta compiuto questo primo passaggio vi sia, per varie ragioni, che sono ragioni di scelta che possono fare quelle popolazioni, una adesione e quindi una forma di aggregazione al Veneto, del Friuli e di una parte, per esempio, della provincia di Trento. Io personalmente, per dirvi, essendo molto democratico, non ho mai capito perché dobbiamo tenerci aggregata quella parte del Tirolo che corrisponde alla provincia di Bolzano, che potrebbe essere una bella regione montana d'Europa che comprende Bolzano, Innsbruck ed altre parti dell'Austria, che avrebbe probabilmente ragione di rappresentare circa 1,5 milioni di persone, che potrebbe essere una validissima, autogovernata e indipendente regione d'Europa. Perché no? Perché dobbiamo mantenerli per dire qui è Italia, dove invece il 60-70% della popolazione parla tedesco, dove non si sentono italiani, abbiamo strappagati perché siano in Italia. E badate, molti non lo sanno, ma è una cosa curiosa, il signor Alcide De Gasperi, una delle figure politiche ritenute più grandi, era membro del Parlamento austriaco. Dopo è diventato presidente del Consiglio italiano. E se fosse stato per lui il Tirolo, la parte di Bolzano, sarebbe stata una entità aggregata all'Austria. Dopo varie ragioni, ma non vorrei perdermi sui meandri della storia, hanno portato alla realtà attuale. Vedete, l'unica cosa che non è ferma nel corso dei secoli, degli anni, anzi dei decenni, sono i confini degli stati. Io non mi vergognerei, credo che il Tirolo autogovernato sarebbe una realtà più responsabile, meno assistita, perché dobbiamo accollarci il peso della provincia di Bolzano. La provincia di Trento potrebbe in gran parte essere aggregata a una realtà veneta indipendente, così come lo sarebbe il Friuli. È naturale che lo sia, se è vero come è vero che la Repubblica Serenissima si estendeva non solo al Friuli ma anche alla penisola istriana e fin giù alla Dalmazia. Io credo questa evoluzione, perché gli stati devono con una forma così anche molto, molto aggressiva
pensare che i confini siano una cosa sacra. I confini non sono una cosa sacra, le persone sono una cosa sacra, il benessere della gente è una cosa sacra, l'esercizio della democrazia è una cosa sacra. Chi difende dei confini difende delle rigidità inutili. Io vedo il mondo così e ripeto, la storia va a smentire. Vedetevi nel tempo, negli anni, non nei decenni, nei secoli, l'andamento geografico degli stati. Voi lo sapete che alla fine della seconda guerra mondiale nel mondo c'erano 70 stati e 2 protettorati. Oggi sapete che abbiamo quasi 200 stati e la maggioranza degli stati non sono nati per una azione violenta o di guerra. Sì, ci sono stati anche azioni di guerra, ma la maggioranza, non ci crederete, è nata in esercizio del diritto di autodeterminazione, che riguarda in grande parte le aree e i territori colonizzati, le famose colonie in Africa e in altre parti del mondo, soprattutto anche nell'Asia, ma la maggior parte non riguarda stati, per esempio, che si sono autodeterminati. Lo sapete, dal 2011 Sud Sudan è diventato uno stato indipendente. Dopo hanno litigato, stanno litigando perché hanno trovato i pozzi petroliferi in prossimità del confine che avevano definito, hanno litigato, ma è diventato indipendente. Altri stati, ma ripeto, una quantità incredibile, siamo arrivati quasi a 200 stati al mondo. Non bisogna aver paura dell'evoluzione, anzi tutti i processi democratici di cambiamento dovrebbero essere incentivati. La sentenza, prima Bonfante, che mi ero dimenticato di rispondere, ha detto Morosini non parla più del Kosovo, quasi fosse una vergogna. No, è perché ho talmente tanto rispetto per quello che è accaduto là che lo cito soltanto approfondendolo adeguatamente. Quello è un caso storico straordinario. Intanto solo chi è affrettato nella lettura, negli studi e ha memoria corta pensa che il Kosovo sia il parto di una guerra fratricida che è accaduta nell'ex Jugoslavia. Non è vero. La questione del Kosovo è emersa dopo la fine del conflitto. Alla fine del conflitto che c'è stato nell'ex Jugoslavia, questa regione aggregata alla Serbia in autonomia ha assunto un'iniziativa volta ad autodeterminarsi, ha fatto un referendum. Il referendum l'hanno stravinto a maggioranza quelli che volevano diventare indipendenti. L'allora Consiglio regionale del Kosovo ha detto beh, se la maggioranza dei nostri cittadini vogliono l'indipendenza, e hanno fatto la dichiarazione unilaterale. Gli ha risposto la Serbia dicendo voi siete parte del nostro territorio unito e indivisibile con noi, hanno detto i serbi. Ma stesso argomento, l'articolo 5, no? Dice la stessa cosa. E allora la Serbia, essendo ancora con le ammaccature, le sofferenze, le ferite della guerra, non si è permessa, ed era ovvio, di usare un'azione militare di forza contro il Kosovo, l'avrebbe fatta in altre circostanze, ma essendo ancora con le ferite della guerra ben visibili, ha voluto fare prova di democrazia, di apertura, ed è ricorsa all'ONU. E l'ONU ha valutato il caso e ha detto nominiamo una corte, la Corte Internazionale di Giustizia sul caso del Kosovo, la quale il 28 luglio del 2010 ha pronunciato il suo verdetto e ha introdotto dei principi che nel diritto internazionale saranno per molto tempo la chiave che consentirà democraticamente a chi ne ha titolo storico, e il Veneto ne ha in sovrabbondanza, prima ancora che giuridico, di orientarsi, di pronunciarsi, di decidere in favore della loro indipendenza esercitando il diritto di autodeterminazione. Battuta quella sentenza che trovate facilmente su internet in inglese, in francese, ma anche tradotta dignitosamente da qualche università in italiano, dal paragrafo 80 al paragrafo 84 spiega che i confini vengono dopo dei principi del diritto di autodeterminazione. I confini riguardano, dice, ma si violano i confini, non si possono toccare i confini dello Stato. La Corte Internazionale di Giustizia dice che l'integrità dei confini riguarda gli Stati, non riguarda i popoli in atto di autodeterminarsi. Questa è una pagina di storia. Lunedì avevamo un confronto con i 5 Stelle su questa materia, abbiamo fatto una riuscitissima serata a Castelfranco con 500 persone, gente in streaming, una roba straordinaria. Avevamo 2 professori, il professor Trabucco, che tra l'altro è uno vicino a voi, una persona di Trabucco dell'Università di Padova, e il professor Andrea Favaro dell'Università di Padova, sempre con noi. E abbiamo approfondito questo aspetto proprio, è stato in qualche modo illustrato adeguatamente questo aspetto. L'integrità territoriale degli Stati può essere opposta soltanto a un altro Stato, non, ripeto, a un popolo che è in atto di autodeterminarsi.
c'è un futuro davanti a noi, bisogna conoscerlo, bisogna avere l'umiltà di avvicinarlo, bisogna capire che comunque, ecco, questo sia importante e credo siamo d'accordo. È necessario che noi seguiamo la via democratica, il metodo pacifico e il percorso istituzionale. Queste sono le 3 regole che ispirano l'azione di Indipendenza Veneta. Noi non abbiamo facinorosi al nostro interno, non abbiamo gente che brucia bandiere, non li vogliamo, abbiamo anche affinato un certo linguaggio, non abbiamo nemmeno gente che urla slogan stupidi che non hanno senso. Roma non è ladrona per noi, è un interlocutore. Semmai vediamo in qualche interlocutore un'aggressività ingiustificata, un tentativo di distorcere le questioni alterando i fattori oggetto del confronto. Per esempio, amico, adesso dico amico, posso, compagno, non so, Bonfante mi ha dato uno studio che dice dei dati, no, però riconosce, che lui ha citato, riconosce per esempio che i dati Unioncamere sul residuo fiscale sono dati tratti dal CTP, che è i conti pubblici territoriali del Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi i dati Unioncamere hanno una loro credibilità. Qualcun altro ha fatto una lettura diversa di questi dati, però voglio dire non vengono contestati, si dice si può anche calcolare diversamente. Per quanto riguarda i maggiori costi se Veneto fosse indipendente, io vi faccio un esempio perché mi è stata fatta una domanda, se Veneto è indipendente, per esempio la difesa, non fate un esercito del Veneto, si fa un esercito, costa una cifra incredibile, a parte che visto l'esercito italiano credo con metà dei soldi potremmo avere una cosa, ma voi lo sapete che dei nostri esperti hanno valutato che nella fase iniziale con lo 0,5% del PIL del Veneto, che è 152 miliardi, vero? Attualmente 150, con lo 0,5% potremmo per esempio affittarci il migliore esercito del mondo, che è quello israeliano temporaneamente. 0,5. Vi faccio un esempio, sapete chi ha scoperto l'imam di San Donà di Piave che predicava l'odio e la violenza a San Donà di Piave? I servizi segreti dell'esercito israeliano che operavano a New York sono venuti a dire ai servizi segreti italiani a Roma: guardate che a San Donà di Piave c'è un imam che dice questo, questo, questo e questo, interessatevi. Avete capito cosa ho detto? 0,5%. Abbiamo degli studi, abbiamo degli esperti anche, stiamo lavorando con tutte le cose, le abbiamo messe sul tavolo, perché sennò poi quelle del PD si spaventano e dicono diventiamo indipendenti prima del previsto. Sulla moneta non serve, e noi e sul debito pubblico, ho visto questi studi qua, perché finché Bonfante parlava maleducatamente ho letto il suo documento, me lo sono già letto in 10 minuti. E per esempio sul debito pubblico io credo che noi non dovremmo impegnarci a restituire nulla all'Italia, perché è dimostrato, questo non è contestabile, che noi come Veneto non abbiamo mai contribuito a creare debito pubblico, semmai abbiamo un credito pubblico, una media di 20 mila milioni di euro all'anno, per 20 anni sono 400 miliardi di euro che avanziamo, e dovremmo anche impegnarci a restituirne degli altri che hanno creato loro. Stiamo scherzando? Ne discutiamo? Comunque non voglio perdermi, c'è una cosa. La cosa curiosa, questa è una chicca, proprio bella, peccato che non me la sono portata, che potrebbe essere inserita qua. L'anno scorso il Corriere del Veneto, a inizio di aprile, 3-4 di aprile, ha fatto un servizio intervistando un professore dell'Università di Venezia, me lo sono messo in soasa perché prima o dopo il veniva sotto tiro, il quale ha detto: l'indipendenza, che brutta roba. Pensate, ha detto in un'intervista, che il turismo nel Veneto crollerebbe, un disastro. Corriere del Veneto 3 o 4 aprile, adesso mi scuso, sono 3 o 4 aprile. A luglio di quest'anno, del 2014, il Corriere della Sera edizione italiana dedica una pagina intera al turismo in Italia e fa una cartina geografica dimensionata, quindi anche visivamente, in base a quella che è la presenza dei turisti in Italia nelle varie regioni. Allora il Veneto ha la parte enorme, l'Italia viene ridicolizzata. Il Veneto ha il doppio dei turisti che vanno nel Lazio. E io ho detto anche, Lazio anche Papa?
Se avessimo il Papa faressimo il quadruplo. Cioè, vi rendete conto? Questo esperto che a marzo, al 3 di aprile, il 3-4 di aprile, diceva che il Veneto da solo perderebbe il turismo perché vanno a Roma dal Papa, ha detto una corbelleria. È un docente all'Università di Venezia, fortunatamente non ho ricordato il nome, meglio che non lo memorizzi, se lo sputano citandolo dappertutto, però mi porterò lì il testo dell'intervista. Non bisogna mica perdere queste chicche qua, Questi sono gli esperti che parlano di cosa sarebbe il Veneto domani, a caso. Questo insegna all'Università di Venezia e lo stesso giornale, l'edizione italiana, lo ha smentito, da far rabbrividire, dovrebbe vergognarsi di aver detto quella cosa là. Così si parla senza sapere. Un altro, sapete cosa ha detto sempre in quell'intervista? Ha detto, se Veneto diventa indipendente sarà un grosso problema difendersi dall'inquinamento delle regioni industrializzate del Piemonte e della Lombardia. E perché adesso siamo difesi? Beh, su cagate Siria, ma voglio dire, ma come ragioniamo? Ma come ragioniamo? Cioè, io voglio dire, questi sono gli argomenti contro l'indipendenza del Veneto, quando invece io dico lasciatela fare, vedrete che potremo essere maggiormente solidali con l'Italia. Soprattutto una cosa farebbe bene l'Italia: l'emulazione che potrebbero acquisire vedendo come si governano certe realtà, per esempio l'università, la sanità in termini molto migliori di quelli di adesso. Guardate che è pessima secondo me la sanità, anche se considerata rispetto al pessimo italiano è considerata una cosa buona. In realtà potremmo avere una sanità molto molto migliore in Veneto. Basta la storia del costo della siringa dei 6 euro o del costo del patto di cui parla Zaia, basta. Dice una visita immediata in 24 ore, per esempio per il tumore al seno. A me fa rabbrividire questo fatto qua, e chiudo questa nota. Fa rabbrividire, ma quando c'è la visita d'urgenza tu hai già una neoplasia, una malattia che è conclamata e probabilmente è in una fase già avanzata. È la prevenzione che aiuta. La signora che va a chiedere la mammografia che non ha urgenza deve aspettare 6 mesi, allora cosa vieni a dirmi che in 24 ore gli fai l'esame? Quello è già un caso di emergenza. Non dovrete un caso di emergenza portarlo come un atto virtuoso di politica di sanità regionale. È quella che deve aspettare 6 mesi, che nel frattempo può avere un'evoluzione negativa della sua neoplasia, che può morire. Ma ci rendiamo conto, bisogna stare attenti, la comunicazione è una cosa importantissima e soprattutto bisogna essere informati su quella che è la realtà vera che circola nel nostro territorio. Grazie. Scusi, volevo un attimo, sono quello che molto brevemente, la domanda mia era questa: nel tentativo, cioè nel progetto di unificazione delle regioni, maliziosamente si può vedere il tentativo di ostacolare il fatto di accorpare, di ampliare e quindi non identificare con la regione Veneto una regione più ampia. C'è un tentativo di... So se forse ho spiegato male. No, hai detto bene, credo di sì che il tentativo sia questo, però siccome, come diceva anche Bonfante, non è male questa idea in sé, nel senso che io posso dirvi che da quando siamo partiti noi in Friuli e in Trentino, soprattutto a Trento, abbiamo avuto immediatamente delle adesioni dei gruppi che sono partiti, perché appena che fa l'indipendenza si aggreghiamo immediatamente, dal Friuli poi in particolare a Udine, a Pordenone e altre zone ci sono già dei gruppi che spontaneamente si sono attivati, ma non parlo di singoli personaggi, di gruppi di decine e decine di persone. Quindi noi abbiamo detto lavorate, fate il vostro percorso. Sì, no, la domanda è interessante, io la rovescio, perché magari fosse così, cioè magari fosse che a livello romano, perché Morassut è laziale, bravo, È di origine friulana, però sì, ma magari ci fosse questa attenzione alle nostre aree, compresa anche la preoccupazione, per esempio, sull'indipendenza, sul federalismo veneto, sull'autonomia. Cioè, in realtà, noi che siamo al Partito Democratico e quindi siamo collegati al partito di governo oggi, ma anche quando eravamo all'opposizione, noi sentiamo comunque noi veneti una lontananza, cioè non siamo capiti. Cioè, quando io vado alla riunione del partito a Roma, i temi non sono quelli, questi neanche a parlarne. Quindi
magari fosse così, non gliene frega assolutamente niente dei nostri temi, perché non vengono compresi, perché il tema, il nord-est, i problemi che noi abbiamo, eccetera, sono molto diversi da quelli che hanno la televisione. Questo è un problema di tutti i partiti, anche del nostro. Per esempio la questione leghista viene vista da sempre, storicamente, da chi non è del Veneto, della Lombardia, eccetera, non viene compresa. Viene considerata una macchietta, la Lega viene considerata come una macchietta, è stata considerata come una macchietta per decenni. Mentre noi che la viviamo e che sappiamo che non è così, nel bene e nel male, anche se siamo avversari della Lega, però sappiamo che non è una macchietta, anzi deriva da un'esigenza economica e storica che la Lega ha acquisito e ha espresso, che poi non condivida la soluzione è un'altra cosa, che comunque la Lega rappresenti un'esigenza della certa popolazione è indubbio, e ci sono voluti decenni perché fosse compreso a livello centrale. E ancora oggi una serie di questioni non vengono capite, proprio epidermicamente lo senti, insomma, soprattutto dei romani del centro. Quindi per arrivare a rispondere che non c'entra niente, secondo me quella proposta non ha nulla a che vedere con le esigenze, ecco, su questo non sono d'accordo, con le esigenze di carattere indipendentistico che ci sono. Semmai io la vedo come un tentativo di risposta di carattere efficientistico, che io condivido peraltro, cioè quello della semplificazione e della riduzione dei costi, perché in un momento di crisi tutti abbiamo capito che tutta una serie di sovrastrutture, anche se democratiche, anche se utili, sono comunque state esagerate. Ecco quindi l'esigenza di abolire le comunità montane, l'esigenza di ridurre o di abolire le province, l'esigenza di trovare delle forme di semplificazione, di consorzi di bonifica, tutte queste cose che dovremmo o ridurre o aggregare o eliminare, e fra queste esigenze c'è anche quello di ridurre i costi e le spese delle regioni. Probabilmente è vero che alcune regioni potrebbero essere aggregate ad altre, per esempio è vero che il nord-est potrebbe essere un'unica regione e potrebbe avere un'autonomia speciale di tutta la regione, sarebbe una bella cosa. Ovviamente il Friuli e il Trentino non sono mica d'accordo, perché loro ce l'hanno e se la tengono stretta e non vogliono che il Veneto, che è il doppio di loro o il triplo, entri a far parte di questa regione, perché perderebbero quella forza che hanno, anche economica che hanno. Solo che Marco tutto a casa. No, questa qua invece io consiglierei anche di tagliare magari 14 miliardi di euro delle pensioni d'oro prima di tagliare le province. Ma non mi avrai 14 miliardi. No. Guarda che sta girando soprattutto su Facebook e sul web, eccetera, una serie di bufale gigantesche che non bisogna che continuiamo a correre dritto. Che dopo sia vero che le pensioni d'oro e che una fetta consistente di queste pensioni d'oro siano assolutamente inique, è giusto e vanno eliminate. Ma se si pensa che sono i problemi dell'Italia, il 14 miliardi, ma adesso sono tutti i problemi dell'Italia, forse va. Noi è così. Cioè, non corriamo dietro alle voci che si rincorrono e che pensano. Tra l'altro che tutta una serie, qui sta uno studio interessante sui siti, dopo finito. Perché devo una via, sì. Pensa che quell'ora e mezza lì ha fatto di giorni mica dovevo venire davanti a zio. Su vita paga. Sono l'unico che ha il vitalizio 2000 euro netti al mese per per 5 anni. Ma quando che 59, da 5 anni che potevo fare. Sto aspettando l'aumento quando no, scherzo. No, cosa stavo dicendo? Il discorso delle pensioni. Una serie di siti che è dimostrato che sono delle vere e proprie falsità, che io vedo su Facebook, che vengono continuamente riprodotti, ovviamente in buona fede, basta condividere e te le riproduce,
e che dicono delle cose che non stanno in cielo in terra, cioè veramente ci sono degli studi che hanno riportato tutti i siti falsi e sono scientificamente falsi e mettono in giro continuamente voci partendo da un'esigenza di verità che c'è, perché è vero che ci sono le pensioni vergognose di gente che non ha pagato contributi, cioè non c'è relazione tra i contributi che hanno pagato e la pensione che hanno preso, e che queste andrebbero eliminate, ma non è vero che hanno quelle cifre lì, per cui questi siti cercano di creare animosità nella gente partendo da fattori di falsità. Ma queste persone qua che hanno 17, 18, 20 incarichi, presidente da una parte, da un'altra, hanno 17 stipendi, questi 18, 20 stipendi? No, beh, alcuni sì, e non solo nel pubblico sempre meno. Ci sono delle cose vergognose che vengono ultimamente, per fortuna, grazie alla reazione della gente dovuta anche alla crisi economica, stanno sempre più riducendosi. Alcune delle cose che vengono dette in parte sono vere, in parte no. Io vorrei per esempio dirvi, nel pubblico c'è, ma nel privato pensate veramente che non ci siano delle cose che vedono, vedete? Provate a pensare a quanto prendono gli amministratori delle banche, milioni di euro all'anno, presidenti delle banche, eccetera, eccetera, e poi andate a vedere le banche che rischiano il fallimento. Adesso c'è la riforma delle popolari, è tanto criticata perché porta via autonomia, viva il Veneto. Anche veronesi, per non fare nomi, senza fare nomi, che sono arrivati quasi al fallimento, portando un valore che era, ad esempio, di 24 euro, adesso hanno un valore di neanche un euro di azioni, quindi le azioni sono le nostre azioni, e i presidenti prendono 1 milione di euro l'anno. Cioè, voglio dire, sono private fino a un certo punto, sono private ma fino a un certo punto, quindi voglio dire che le ingiustizie in Italia ce ne sono talmente tante, le lobby, i comitati d'affari sono così radicati che creano anche un consenso molto più basso di quello che noi pensiamo, e che noi dobbiamo, sui quali noi tutti dobbiamo intervenire, perché lì dobbiamo mettere delle regole. È un valido motivo per pensare che anche questo è perché l'Italia va male, perché tutti i carichi che hanno li fanno male da tutte le parti e quindi ci va male. Questi che ci dirigono, che ci comandano, che ci prendono in giro. Sono anche quelli. Posso fare una... No, prima che il signor Ligure sono là. Buonasera, Daniele Bartella. Intanto su questa questione, non molto velocemente, io per logica partirei a sondare dall'alto piuttosto che dal basso, perché penso che sia il caso di iniziare dagli stipendi più alti piuttosto che da enti, diciamo, che tutto sommato non erano così costosi quanto le province. Per quanto riguarda invece il discorso storia del Veneto, anche lì per fare proprio una battuta velocissima, credo non basta una vita, insomma, per studiare, per spiegare quella che è stata i 3500 anni di storia del Veneto, senza andare a prendere dentro solo la Serenissima, insomma, che sono stati 1100 anni di una repubblica che ha creato un impero commerciale dal nulla. A parte questo, la questione della lingua poi, per noi la lingua penso sia innegabile che il Veneto è una lingua che ha numerosi dialetti. In particolare vengo dalla bassa padovana e sicuramente ha un accento diverso dagli abitanti del Sanguinetto, ma che grammaticalmente la lingua veneta sia una lingua è riconosciuto anche dal fatto che ha legiferato in lingua. Insomma, ci sono 364 scaffali di leggi al Museo Correa, comunque, insomma, sul fatto poi
del fatto che l'indipendenza sia una questione solamente economica. Ecco, su questo convengo con lei, non è una questione solamente economica. Certo che questi 20.000 milioni di euro un po' di fastidio ci danno, insomma, ai signori qui penso che soprattutto in questo periodo di ristrettezze economiche dia un po' fastidio che insomma, non avere questi 5.000 euro a testa a fine anno. Tanto è il residuo fiscale veneto contro i 500 euro di un residuo fiscale scozzese, per esempio. Ecco perché un po' il fallimento, come diceva l'avvocato prima del referendum in Scozia. Quello che dà più fastidio non è tanto il fatto che spendiamo 5.000 euro a testa in più di tasse per essere italiani, è il fatto che questi soldi non vanno ad aiutare il resto del paese, non vanno a risolvere i problemi del resto del paese. Questi soldi vanno ad alimentare sprechi, corruzione e quant'altro, mafia capitale, docet, insomma, lì ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma come dice lei giustamente, c'è dappertutto questo come costume. È generalizzato ed è di tutta la politica, secondo me. Per arrivare poi al punto focale della cosa, certo che è una questione politica l'indipendenza, è solamente una questione politica, manca la volontà della politica, anzi, manca la volontà politica, anzi manca proprio la volontà della politica. Perché se questo è vero che l'articolo 5 della Costituzione parla di Italia una indivisibile, è vero che nel 76, dunque la Costituzione del 48, la Costituzione c'era già, è vero che nel 76 con i patti di Osimo abbiamo ceduto una parte dell'Italia alla ex Jugoslavia, territorio a sovranità italiana. Regalata, esatto. Io ho un cugino dalmata che ancora oggi me lo rifaccia. Dunque, è una cosa insomma che... Dunque manca la volontà della politica di fare questa indipendenza, ma non crede, e qua le faccio la domanda, che sia ora che questa politica lasci al popolo decidere? Non crede che sia il caso che questa politica finisca di arrogarsi il diritto di decidere per questi cittadini che vogliono democrazia diretta, soprattutto alla luce del fatto che non è che fanno delle gran scelte in Parlamento, cioè ne abbiamo viste di cotte e di crude, abbiamo visto delle zuffe, abbiamo visto leggi fatte e rifatte e disfatte. Vi ricordo che sulla media europea di 7-8 mila leggi in Italia ne abbiamo 220.000. Forse questo Parlamento non legifera proprio nella maniera corretta. Non è il caso che la politica lasci spazio alla democrazia diretta e lasci spazio al popolo? Sì, ho già risposto, rispetto alla domanda rispetto alla domanda, rispetto anche alla sua... ma lo stesso, è mezzanotte ragazzi. Andiamo via. No, voglio dire che ho capito la domanda e capisco anche da come è mossa, eccetera. Io ho già risposto all'inizio come la penso. Secondo me oggi la normativa italiana non permette la possibilità di un referendum. È stata trovata la soluzione, prima non ne ho parlato. La soluzione è trovata da Zaia per evitare la possibilità di essere inquisito dalla Corte dei Conti per danni alle radio, perché poi se tu non puoi fare un referendum perché è incostituzionale e spendi 8 milioni, questo è stato il calcolo, 8 milioni di euro per farlo, chi paga potrebbe alla fine pagare quelle persone che se ne sono assunto la responsabilità. Quindi per evitare, perché tutti sono bravi a fare i comizi eccetera, poi quando c'è da rischiare di suo, Morosini rischia, ma tutti gli altri non rischiano e quindi sono tirati indietro e hanno escogitato il sistema dell'autofinanziamento. Quindi hanno detto va bene, apriamo, come ha detto Zaia, apriamo un conto e grazie alle elargizioni dei beni del popolo veneto, il quale vuole tutto il popolo veneto arrivare al referendum, faremo il referendum con i soldi del popolo veneto. Quindi con le donazioni, se ognuno di noi dona 100 euro, siamo in 4.800.000, le famiglie saranno 1,5 milioni, 1,5 milioni per 100 euro, quanto ne fuori? 15 milioni. Ecco,
paghiamo 2 referendum, neanche 2 referendum. 150 milioni, no? Quanti sono stati i soldi che sono arrivati alle casse del conto della Regione Veneto, comunque promosso dalla Regione Veneto per fare il referendum? Fino a poco tempo fa potevamo rimanere. Però sono circa 200.000 euro. Sì. 1.000 euro io lo sapevo. Cioè una miseria, quindi per carità, il cittadino veneto diceva, ma io anche i soldi devo metterci anche per avere il diritto di andare a votare, ma è mica giusto. In realtà questo è un segnale, però, ecco, io una riflessione da parte vostra la farei, il segnale di un fallimento dell'autofinanziamento del referendum è un segnale che dimostra come alla fine i nostri veneti non siano proprio così spinti a volere l'indipendenza come si ritiene. Anche questo è un segnale, tenetene conto, per quello che vale, tenetene conto. Per quanto riguarda l'autodeterminazione eccetera eccetera, io ho detto che me la penso, secondo me la normativa non lo permette e si può modificare la Costituzione. Morosin dice no, ma non succederà mai che la maggioranza degli italiani permetta al Veneto di andarsene, ma non è così, cioè ci sono tante richieste, tante possibilità eccetera, quando i tempi saranno maturi, e se saranno maturi la maggioranza italiana potrà anche permettere che queste cose qua. Oggi non è possibile secondo me, però c'è la legge della Regione Veneto, c'è un ricorso e sarà la Corte Costituzionale a dover determinare. Poi Morosin è già pronto a fare gli ulteriori ricorsi a livello internazionale. Come il fatto è politico. E potrebbe essere che prenda ragione, non è che una volta ha preso ragione. A me è piaciuta molto la parte in cui l'avvocato ha detto pacifico, democratico e istituzionale. Bene, questa è la cosa che più apprezzo della serata di oggi e credo che se questo è il percorso che voi avete adottato, e sono certo che sarà questo, avete già acquistato il rispetto e la stima anche da parte di chi non la pensa come voi, e questa è una grande conquista. Dopodiché saranno i veneti e gli italiani a decidere. Io prevedo che sarebbe anche nel vostro interesse fare battaglie oggi più alla portata della maturazione che oggi c'è e anche delle esigenze economiche che hanno anche i veneti. Quindi l'autonomia differenziata subito vuol dire è già difficile, perché ha ragione Morosin quando dice figurate se il Parlamento italiano te lo concede. Sì, ma se non lo prendiamo, se non ci battiamo, se voi puntate l'indipendenza che è impossibile e noi puntiamo l'autonomia differenziata che è possibile ma siamo soli, non ce la facciamo. Portiamoci a casa quello che possiamo portarci a casa. Un domani potrebbe essere che si matura l'esigenza da parte dei veneti che se riescono attraverso l'autonomia, maggiore autonomia in certe funzioni, a dimostrare di essere più bravi e più efficienti degli altri, forse lo scalino successivo potrebbe essere l'autonomia speciale come Trentino Alto Adige e dopo un domani fra 3.000 anni ci sarà stringata, brevissima, 2 parole. Per esempio, adesso c'è la Banca d'Italia, un domani che in pratica dovrebbe essere garante anche per la nostra economia. Bene, un domani cosa ci sarà al posto di questo ente, come lo vorrete chiamare e che cosa organizzerete? Un'altra cosa, sempre seconda domanda, brevissima. Ho sentito parlare di militari esercito in affitto. Io sono rimasta allibita perché pensare ad un esercito in affitto in un piccolo staterello è come dire adesso prendo persone, me le pago e le mando allo sbaraglio perché tanto non sono figli della mia patria. È vergognoso, scusate. Allora signora, sull'ultima questione la invito a organizzare un evento così potrà essere più tranquilla. Io ho dato solo un esempio di questo. È un esercito di difesa e un esercito d'attacco. Portano degli esempi, mi scusi, così io penso a pelle non facciano piacere.
Lei ha interpretato una idea che è una delle proposte che noi stiamo seriamente valutando di considerare. Se non le piace, ha il diritto di dire che non le piace. Senz'altro Ci mancherebbe. però il mio parere estremamente... Ecco, sulla banca, fa bene a dirlo, ci mancherebbe, non abbiamo deciso nulla, anche perché siccome siamo democratici ogni idea sarà passata al vaglio di una fase costituente veneta e lei sarà una di quelle che voterà contro questa cosa Anche qua. perché vorrei, E altri voteranno a qui favore. faccio polemica, vorrei che se non bastassero le persone che voi affittate e avete bisogno di più personale, il circondario giustamente vi dica Signora, lei, adagiate. chiedo scusa, sta già interpretando la questione in assoluto isolamento. Non affittiamo persone. Affittare un esercito vuol dire affittare un'intelligence e basta. No, lei aveva E parlato mezzi. di esercito. Sì, allora intelligence e mezzi. Ecco. Va bene. Signora, dedicheremo, l'argomento è serio, un'altra cosa. È una delle proposte che abbiamo vagliato per dire che non siamo improvvisati e aperti al tema così delicato senza avere compostezza di pensiero e visione. Siamo aperti a tutto, quindi lei abbia l'amabilità di pensare che quello che ho detto in 1 minuto e mezzo non lo può stravolgere, perché non ho detto quello che ha detto lei. L'altra questione, quella della banca, è chiaro che se si diventa indipendenti si farà un istituto bancario veneto, non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. Che sarà credibile. Con l'euro è un tema che discuteremo un'altra volta. Grazie.